Di 1000 chilometri, andiamo in Sicilia a Giardini Naxos. Nino Buddha. Allora, invece la vostra danza avrà il profumo del mare, immagino. Il profumo del mare, e poi faremo questo connubio tra il soave e il vino dell'Etna. Sì. La nostra danza, oltre a questa così bella e romantica, invece faremo una danza focosa come il nostro Etna. Ed è una danza che noi abbiamo portato in giro in tutto il mondo, dal nord Europa al Sudafrica, dall'America al Giappone, e entusiasmato un po' tutti per la sua genuinità. Bene, cioè cambiamo completamente atmosfera. In che periodo? Lì siamo nel Medioevo, siamo stati, adesso in che periodo? No, siamo nell'Ottocento, più vicino fine Ottocento, prima del Novecento. Una danza campagnola è una dichiarazione d'amore così immediata, così bella e semplice come può essere una dichiarazione d'amore. E allora noi faremo questo insieme alla danza popolare Ugliovo. Bene, bene, allora prego a voi, a Naxos adesso. Prego.